Buongiorno a tutti e benvenuti. Saluto l'assessore Lazzarin della Sanità della Regione Veneto, Manuela Lazzarin, e qui a fianco a me, in rappresentanza del progetto che andiamo a presentare oggi, che si chiama Disability Friends, la cofondatrice Antonina Maicone. È un progetto che nasce e mira a coinvolgere le persone con disabilità. Un progetto che sensibilizza e mira ad accogliere verso l'accoglienza verso le persone con disabilità cognitiva, sensoriale e motoria. È un progetto che cerca di a educare i commercianti a migliorare l'accessibilità nei loro negozi e di cercare di rendere inclusive le persone che hanno queste potenzialità diverse anche nella quotidianità di tutti i giorni. Il progetto nasce nella Riviera del Brenta nel 2017 grazie alla collaborazione dell'associazione Famiglie e Abilità e Oltre il Muro di Pietro Martire. Oggi l'associazione ha circa 100 commercianti che aderiscono e circa 100 famiglie che ne fanno parte. Questo progetto diciamo che ad oggi ha avuto degli sviluppi importanti. È preso dal cappello della fondazione nata nel 2022, se non sbaglio, che si chiama Fondazione Ability, e questa fondazione riunisce 3 progetti, più progetti, e fra questi anche Disability Friend, e oltre a Famiglie e Abilità e Oltre il Muro c'è stato il coinvolgimento di anche l'associazione dei ciechi di Venezia, quindi sta crescendo, sta cercando di coinvolgere anche altre province perché è di interesse della comunità e del territorio. E quindi io oggi sono qui a presentarlo e sono orgogliosa perché insomma l'ho visto nascere e vedere che poi ogni attività commerciale ha questo adesivo e ha questo percorso che i commercianti fanno, e non solo, perché adesso il progetto si è allargato anche alle attività turistiche e anche ad tutto quel settore commerciale che ne ha avuto la prontezza e anche la curiosità di conoscere. Potrei concludere questa presentazione dicendo che con una frase che ricorda sempre Alessandra Boran, che oggi non è potuta essere presente con noi, ma è l'altra associata, è l'altra pietra, l'altra persona importante che ha fatto nascere questo progetto, e tutti gli altri che adesso insomma sono in itinere. Dice sempre, e ricordo, che le difficoltà possono trasformarsi in potenzialità, e quindi io questo lo ricordo sempre ed è la pietra biliare che differenzia le persone con disabilità e inclusione. Grazie. Do la parola all'assessore Lazzarin, la quale insomma ci dirà. Prego. Sì, buongiorno, grazie alla consigliera Vianello per questa opportunità e questa presentazione, insomma, che va ad arricchire oggi quelle che sono le proposte, le progettualità che Regione Veneto, insomma, le associazioni e quindi gli enti del terzo settore e gli enti gestori, insomma, mettono in campo quando parliamo di inclusione sociale, quando parliamo di interventi nei confronti delle persone con disabilità. Oggi c'è sicuramente un grande fermento su questo settore,
proprio perché non solo partiamo sicuramente dalla dichiarazione dei diritti dell'ONU e quindi per le persone con disabilità a tutti i passi in avanti culturali, fisici, insomma, che ci sono stati nel corso degli ultimi anni. Oggi parliamo sempre più di abbattimento delle barriere architettoniche, quindi dell'accessibilità, ma sta diventando ormai qualcosa di concreto con il proliferare dei PEB all'interno dei comuni della regione Veneto, con gli interventi di accessibilità. Io ricordo sempre molto volentieri, il Veneto è la prima regione che ha una progettualità sul turismo sociale e accessibile, che rende quindi accessibile tutte le nostre bellezze, tutte le nostre, diciamo così, realtà turistiche, sia da quelle del litorale alla montagna, al lago, alle città d'arte, a quello che è il parco delle terme, quindi a tutto quello che appunto oggi noi possiamo offrire e rendere quindi a disposizione delle persone con disabilità, non solo in un senso di accessibilità, ma anche in un senso appunto di inclusione a 360 gradi. L'inclusione a 360 gradi per noi vuol dire quindi non solo l'inclusione per quelle che possono essere le attività ludiche, ricreative, culturali, sportive, ma vuol dire inclusione anche per quando parliamo poi di inserimento lavorativo, quando parliamo di proposte, progetti di autonomia e quindi autonomia abitativa. Pensiamo anche in questo caso quante progettualità ci sono, e tutto questo è realizzato grazie sicuramente a una programmazione regionale, ma a una forte sinergia con gli enti del terzo settore e gli enti gestori, e quindi ringrazio l'associazione, insomma, che fa parte di questa grande famiglia del terzo settore, essendo una PS iscritta appunto al registro unico per quanto riguarda RUNTS, oggi gli enti così definiti, insomma enti ETS del terzo settore, e che ha fatto un percorso e sta facendo un percorso nella Riviera del Brenta nello specifico, ma un percorso che può essere anche allargato a tutto il Veneto. E questa progettualità della disability friendly, ossia del bollino, insomma lo possiamo chiamare così, che può essere inserito e può essere visivo all'interno delle attività commerciali, va in linea con i due principi che prima ho sottolineato: l'autonomia delle persone con disabilità, l'inserimento lavorativo, l'autonomia abitativa, l'inclusione a 360 gradi. E pensare di avere anche nel nostro territorio veneto, nello specifico nella Riviera del Brenta, ma il territorio veneto appunto, delle attività commerciali che diventano amiche delle persone con disabilità, io credo che sia non solo un biglietto da visita importante, ma sia anche quel passaggio di abbattimento delle barriere culturali, non più quelle solo fisiche, ma quelle culturali. Nel senso che sappiamo che in quel negozio, insomma, c'è sicuramente un'attenzione, ci sono tutte quelle che possono essere le accessibilità anche per persone che possono avere delle difficoltà. E guardate che quando che noi parliamo di accessibilità e di inclusione, io non penso solo alle persone con disabilità fisiche, disabilità sensoriale, ma penso anche alla persona anziana, penso anche alla persona, alla mamma col passeggino, se parliamo di facilitazioni, diciamo, da un punto di vista logistico ed infrastrutturali. E quindi effettivamente io credo che rendere il nostro territorio accessibile e inclusivo a 360 gradi a tutti, insomma, diventi fondamentali, e diventa anche importante nel trasformare le disabilità che tutti noi abbiamo, ognuno di noi insomma ha una disabilità, in abilità, in opportunità, ed è quello insomma che l'associazione Famiglia Abilità, perché è un nome un po' particolare, che raggruppa tutta una serie di genitori e poi segue molti bambini fin dall'infanzia, nell'età evolutiva, anche nei percorsi post-scolastici, insomma in quelli che sono tante attività quindi che aiutano, supportano la famiglia, ma rendono anche il ragazzo più autonomo, più sicuramente in grado di costruirsi un percorso. Se noi accanto a questo realizziamo anche un percorso, una filiera, anche una mappatura se vogliamo, con le strutture friendly, disability friendly, io credo insomma che alla fine effettivamente creiamo un percorso virtuoso. Quindi ringrazio sicuramente l'associazione per questo progetto che guardiamo con tanta attenzione. Buongiorno a tutti, sono Antonina Macaione, sono referente per il progetto Disability Friendly. Prima di raccontarvi questo progetto di cui vedete alle mie spalle il logo, che è un marchio registrato che lo rappresenta, voglio partire dalle motivazioni che hanno spinto a realizzarlo. E inizio con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità avvenuta nel 2006, in cui c'è stato un cambio di paradigma importantissimo.
in cui la persona viene messa al centro e non la sua disabilità, e soprattutto si individuano nelle barriere le difficoltà che portano tale persona a fare parte attiva della società e non la loro disabilità. Il simbolo che vedete sempre alle mie spalle è il nuovo simbolo per la disabilità, che purtroppo viene poco utilizzato a favore di quello antecedente, che è dell'uomo in sedia a rotelle. Qua vedete come appunto la persona è al centro, ma soprattutto non solo si dà importanza alla disabilità motoria, ma a tutte quelle difficoltà che possono essere cognitive o sensoriali, o, come diceva prima l'assessore, anche le persone anziane, la demenza che può intervenire, o semplicemente una difficoltà nella lingua per gli stranieri. Quali sono le barriere di cui parliamo? La prima barriera è quella che tutti conosciamo, è quella architettonica, che è tuttora presente ma facilmente superabile con una buona progettazione. Le barriere alle comunicazioni, che tendono a dare problemi nella fruibilità di una determinata attività. Le barriere economiche non riguardano solo i paesi che vivono uno stato di povertà, ma riguardano anche le famiglie che devono andare ad attingere al loro bilancio familiare per sostenere delle terapie che nella maggior parte dei casi sono private, proprio per il benessere del figlio. E infine, e sono quelle su cui maggiormente ci concentriamo, oltre che le barriere alla comunicazione, sono le barriere culturali e sociali. Per questo voglio portarvi degli esempi. Il progetto nasce nel 2017 e la spinta è stata un episodio in cui una famiglia della nostra associazione aveva necessità di comprare un paio di scarpe per il figlio autistico e si sono trovati ad essere cacciati da tale attività perché questo ragazzo creava disturbo, a loro dire, ai gestori e ai clienti. E di poche settimane fa è l'ulteriore episodio invece di una mamma, sempre con un figlio autistico della nostra associazione, che alla posta non ha potuto fruire dei servizi appunto messi in atto dall'ufficio, proprio perché le persone con neurodiversità o con tutte quelle disabilità invisibili non hanno alcun tipo di precedenza nelle code. Il ragazzo non era in grado di gestire dei tempi di attesa lunghi e quindi la madre ha dovuto rinunciare a svolgere quell'incombenza. Non riguarda solo l'aspetto giornaliero, quotidiano, ma come diceva sempre prima l'assessore, anche l'aspetto turistico e quindi ricreativo, quello che a volte ci dà anche la carica per affrontare un anno impegnativo da un lato le terapie, dall'altro la scuola, insomma tante cose, e ci si ritrova a dover fare delle scelte anche a livello turistico, perché non tutte le strutture o anche l'accessibilità e la fruibilità dei beni culturali è spesso limitata. Quindi queste sono, diciamo, l'antecedente che crea l'importanza di realizzare un progetto in cui si fa rete. Oggi il marchio ed il progetto è gestito da Fondazione Ability, che è appunto una fondazione abbastanza nuova e che ha preso l'incombenza, diciamo, e anche l'onore però di gestire il progetto, e lo fa partecipando a un team di lavoro insieme ad altre associazioni, quindi ad altri enti del terzo settore, che sono l'associazione Famiglie e Abilità, l'associazione Oltre il Muro e l'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti della sezione di Venezia. Questo team è composto non solo dalle associazioni, ma anche da alcuni professionisti che collaborano con noi. Inoltre, quando lavoriamo sul territorio, ovviamente necessitiamo di qualcuno che quel territorio lo conosca molto bene, e per questo ci appoggiamo come partner territoriali ad altre associazioni o cooperative, o addirittura a volte sono i comuni a chiedercelo, o degli uffici della Confcommercio. La formazione è il nucleo fondamentale del progetto.
Fondamentalmente perché non ci può essere inclusione se non c'è consapevolezza e dunque conoscenza di determinati argomenti e di come essere tutti facilitatori nell'inclusione. La particolarità di questo progetto è che al centro c'è la persona, però la formazione ha due facce, diciamo, che interagiscono e creano una formazione a 360 gradi, non solo nei temi, ricordiamo, disabilità motoria, cognitiva e sensoriali, ma anche di chi ne fa parte. C'è un team di professionisti che dà quella che è la visione teorica, scientifica, ma dall'altra parte ci sono le associazioni formate da persone che vivono ogni giorno le difficoltà che quelle barriere rappresentano. Il progetto nasce per i commercianti, ma ad oggi abbiamo anche fatto formazione a delle pubbliche amministrazioni, abbiamo fatto formazione a dei gestori di beni culturali, a degli operatori turistici, a delle guide turistiche e il prossimo passo sarà arrivare nelle scuole. L'obiettivo fondamentale è quello proprio di iniziare a ragionare in un usando come obiettivo, avendo come obiettivo la progettazione universale, quindi non una progettazione pensata solo per una determinata categoria di persona, ma un unico strumento che vada bene per tutti. E qua mi sono permessa di mettere questa immagine di un cartone animato e può sembrare infantile, ma in realtà è molto complesso, perché in questo cartone animato, oltre a trattare temi inclusivi, ci sono tanti facilitatori per bambini sia non vedenti o ipovedenti, bambini sordi, bambini autistici, ragazzi dislessici, attraverso l'utilizzo dello stampatello maiuscolo che forse avrete notato io ho utilizzato durante questa presentazione. Le fasi del progetto sono la formazione, come abbiamo detto, che è la fase centrale, la consulenza e l'esecuzione. Ovviamente accompagniamo i commercianti nel mettere in pratica nella loro singola attività, o le pubbliche amministrazioni o guide turistiche. Ovviamente spesso parlo di commercianti, ma è rivolto a tutti gli aderenti al progetto, e li guidiamo in quelli che sono gli strumenti che poi utilizzeranno giornalmente. Quando questi strumenti sono reputati efficaci, passiamo alla fase della certificazione. La certificazione consiste in una locandina che vedete nelle immagini, in cui scriviamo che quella determinata attività ha deciso di far parte del progetto Disability Friendly e invita gli altri utenti ad accettare, a volte anche con un semplice sorriso, il fatto che venga data la precedenza a qualcuno, soprattutto, come dicevamo, dove quella difficoltà non è subito visibile. E di una vetrofania che racchiude il logo che continuate a vedere in basso a destra e che viene messo al di fuori di tale attività e che indica appunto a chi vuole fruirne l'accoglienza e la preparazione di tale gestore all'ospitalità più che all'inclusione. E infine la pubblicizzazione che avviene attraverso un sito internet www.disabilityfriendly.it, e adesso siamo in una fase di revisione e spiega in grandi linee il progetto, ma soprattutto chi è interessato a cercare quelle attività che ne fanno parte può cercarle sia per tipologia sia per localizzazione o entrambe le cose. Ad oggi, come appunto diceva anche la consigliera, abbiamo quasi tutti i comuni della Riviera del Brenta, ma stiamo lavorando anche con dei comuni del Miranese, alcuni comuni della provincia di Padova e un comune fuori regione. Siamo arrivati in Sicilia, nello specifico a Cefalù. Quali sono le modalità in cui svolgiamo il progetto? Per la parte che riguarda la formazione, optiamo sia per la modalità online, che ci è stata molto utile in periodo di lockdown, nella formazione fatta a operatori turistici e guide turistiche, ma che ad oggi utilizziamo molto anche per le pubbliche amministrazioni o per chi lo richiede. Gli incontri in presenza,
Questi in genere sono strutturati in 2 serate di formazione, mentre tutte quelle fasi di cui vi ho parlato avvengono successivamente da remoto e diamo indicazioni su come procedere con l'esecuzione degli strumenti che vanno a facilitare. E infine il workshop lo abbiamo utilizzato una volta appunto nella nostra esperienza fuori regione a Cefalù, e in questo caso nell'arco di 3 giornate siamo andati a inserire tutte le fasi del progetto. O meglio, abbiamo lasciato ai commercianti solo la fase di formazione come in presenza, mentre per guide turistiche o operatori di gestori di beni culturali ed una sezione CAI che si occupa di un progetto di montagna terapia, abbiamo realizzato questo workshop caratterizzato da una formazione sia plenaria, successivamente indirizzata alle varie categorie, per poi arrivare alla parte di laboratoriale in cui abbiamo dato dei compiti su determinati siti che si ritrovavano all'interno di questa cittadina normanna e in cui hanno lavorato con la nostra consulenza e proposto dei progetti che sono stati discussi proprio in loco nei vari siti dei beni culturali, e noi abbiamo dato delle ulteriori indicazioni e successivamente alla certificazione. È stato molto bello perché qua abbiamo inserito anche un'opera di sensibilizzazione, un progetto di sensibilizzazione che vedete nell'immagine con il presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti insieme al suo fidato Keddy, che guida questa fila di circa 50 persone che sono in fila per 2, di cui una persona è bendata e l'altra guida. Ovviamente precedentemente era stato indicato come guidare una persona non vedente, quindi da un lato il mettersi nei panni di, dall'altro avere quella capacità di guidare, e il resto delle persone che ovviamente erano nel centro storico e che vedevano questa lunga coda, che ci chiedevano cosa stesse succedendo, in qualche modo si va a sensibilizzare e a creare quel territorio adatto a tutti e che avrà quelle caratteristiche importanti di cui parlava prima la consigliera, non solo nella fase di crescita dei ragazzi, nella fase terapeutica, ma anche in quella che è la fase della vita di inserimento lavorativo e residenziale. Grazie. Ringrazio tutti. Allora, ringrazio tutti, ringrazio l'associazione, ringrazio l'assessore e niente, insomma, vorrei che questo progetto, insomma, avesse una spinta maggiore, ma con oggi sicuramente, e che tantissimi comuni, commercianti, associazioni e province avessero l'attenzione o comunque avessero l'accoglienza o che portassero qualcosa in più nel loro territorio. Grazie.